È la risposta serenissima allo Svimez, l'associazione lobby per lo sviluppo industriale del Mezzogiorno, che lo Stato finanzia con 1,7 milioni di euro l'anno. È il sito Fai da te dell'autonomia di Palazzo Balbi e dal 1 settembre si arricchirà di nuovi contenuti, diagrammi e tabelle riservati all'andamento dell'economia nordestina. Dice il presidente della Regione Veneto Luca Zaia: nel percorso federalista viene richiesta collaborazione per fotografare il rapporto fra Stato e Regione attraverso le competenze e i relativi oneri. Perciò il nostro ufficio studi elaborerà sintesi su dati sociali, economici e finanziari rispetto ai benchmark nazionali. Avremo istogrammi comparativi della spesa veneta rispetto al resto del paese sul versante dei trasporti, istruzione, gettito fiscale, evasione. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto, oggi è mercoledì 23 agosto 2023. La prima notizia del giorno riguarda il dossier su spesa pubblica, fondi e gettito fiscale relativo all'autonomia che la Regione Veneto sta preparando nell'ambito della riforma Calderoli, la riforma appunto per l'autonomia. Allora, abbiamo letto le prime righe dell'articolo di Filippo Tosato sulle pagine dei quotidiani del gruppo Gedi. Ogni Veneto versa 4.000 euro al fondo solidale fra le regioni. Questo è il titolo dell'articolo ed è anche un virgolettato del presidente della regione Luca Zaia, che annuncia appunto il potenziamento del portale web sull'autonomia regionale. Dice avrà dati e studi, sarà lo Svimez del Nord. Altri dati a sostegno dell'attribuzione di materie dallo Stato alla regione, quindi secondo il presidente della giunta regionale, che promette che i link caricati da esperti delle università venete, quindi il Boca, Foscari e anche dalla CGA di Mestre, saranno accessibili a studiosi, addetti ai lavori e cittadini per convegni e confronti. L'obiettivo è dare vita a un bagaglio di informazioni utili sia nella trattativa nazionale per l'autonomia regionale, ma appunto anche ai cittadini, a quanto pare. Zaia aggiunge: ora aspettiamo fiduciosi il testo di legge. Da una prima sbirciata, aggiunge ancora il giornalista Filippo Tosato, si apprende che ogni cittadino veneto versa annualmente 4.000 euro di contributo solidale alle altre regioni e nella classifica della spesa di gestione amministrativa il Veneto figura all'ultimo posto. E proprio su questo aspetto si concentra il titolo del Gazzettino di oggi, che parla della riforma federalista e apre così: in Veneto lo Stato spende meno che nel resto d'Italia. Un titolo molto diretto, anche qui un virgolettato, sempre riferito al presidente della regione. Autonomia, Zaia prepara i confronti normativi ed economici sulle 23 materie, ma vediamo già che si aggiunge un ulteriore tema qui sulle pagine del Gazzettino. De Carlo, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, attacca il capogruppo della Lega in Consiglio regionale Villanova e dice: il percorso sull'autonomia va avanti solo grazie al governo Meloni. Vedremo più avanti di cosa si tratta, qual è la questione alla base di questo attacco, che comunque si inserisce nel solco delle polemiche tra Lega e Fratelli d'Italia proprio sul tema dell'autonomia, polemiche, dibattito tra alleati di governo che non è certo nuovo né a Venezia né in Veneto né a Roma. Vediamo anche il Corriere del Veneto, a pagina 2, anche qui sulla autonomia e su questo progetto in qualche modo dello Svimez del Nord. Spesa pubblica, fondi e gettito, autonomia, dossier per Calderoli. Questo il titolo. Politica, i fronti aperti. Zaia dice: lo Stato qui spende meno che al sud. E
chiede a Roma contributi per l'ufficio studi dicendo lo Svimez li ha. Insomma, c'è questo confronto e questa volontà di avviare una sorta di Svimez del nord-est, seppure appunto, come abbiamo detto e letto all'inizio, in una versione fai da te e sostanzialmente in un sito internet. Vediamo il punto sulla riforma dell'autonomia. Il disegno di legge del ministro Calderoli, dopo l'ok in Consiglio dei Ministri, ha iniziato l'iter parlamentare ma è ancora fermo alla Commissione Affari Costituzionali in Senato, rallentato da centinaia di emendamenti, non solo, tra l'altro, presentati dall'opposizione. Con la scorsa legge di bilancio si è deciso di istituire una cabina di regia affiancata al CLEP, il Comitato di Saggi per la definizione dei LEP, i livelli di prestazione essenziali, i cui lavori sono già stati segnati da dimissioni e polemiche sui fondi. Al centro della discussione sull'autonomia c'è sempre un nodo: come si finanziano le materie conferite alle regioni, con una compartecipazione al gettito, risponde il Corriere del Veneto, che però ancora fa molto discutere. E poi c'è la battaglia mediatica. La riforma è arrivata al complesso passaggio parlamentare, ma l'altro fronte caldo resta quello pubblico e soprattutto mediatico. Il Veneto, in questo contesto, la regione Veneto, con un portale dedicato, si è posta l'obiettivo di fare controinformazione, scrive sempre il Corriere del Veneto, mettendo la parola tra virgolette, rispetto a una narrazione che sarebbe contraria da parte delle regioni del sud. Insomma, qui c'è un punto di vista di in qualche modo rappresentanza territoriale, il nord contro il sud contro il nord, e la regione Veneto che allo Svimez, l'Agenzia per lo Sviluppo del Mezzogiorno, vorrebbe in qualche modo contrapporre questo sito internet con dossier e dati, informazioni rispetto alla spesa pubblica, ai fondi regionali, il gettito fiscale, come vengono utilizzati i soldi dei cittadini veneti. Sicuramente un po' di trasparenza rispetto a queste materie non potrà far male, e così appunto chissà che tanti cittadini non possano veramente informarsi e scoprire come la regione utilizza i soldi delle loro tasse. Proprio su questo, tra l'altro, in qualche modo non direttamente sulla proposta di questo Svimez del Nord, ma sulla attività della regione e su come la regione utilizza il proprio bilancio, c'è una polemica, e qui andiamo alla seconda notizia del giorno, una grossa polemica ancora una volta interna al centrodestra. In questo caso abbiamo il segretario regionale di Forza Italia Flavio Tosi, già sindaco di Verona, ora parlamentare, che attacca frontalmente la regione Veneto e in particolare il presidente Zaia. Cosa dice Flavio Tosi? Ebbene, la sanità non funziona più, per questo Zaia parla dei migranti. Il riferimento è all'intervista pubblicata ieri dal Corriere, un'intervista appunto al presidente della giunta regionale del Veneto, Luca Zaia, che tra le altre cose ha parlato di un tema caldo dell'attualità, la questione relativa alla immigrazione, attaccando anche l'Unione Europea, oltre che in qualche modo, evidentemente secondo Tosi, provando a mettere in difficoltà lo stesso governo Meloni. Dice il segretario regionale di Forza Italia: mi pare che Zaia cerchi di sviare l'attenzione. Il sistema sociosanitario era il fiore all'occhiello del Veneto, oggi invece presenta evidenti criticità, dalle liste d'attesa in sanità che esplodono, al settore della non autosufficienza degli anziani carente di risorse. È la regione che ha titolo e potere per intervenire, perciò è paradossale e furbesco invocare l'intervento dello Stato. Qui leggiamo sulle pagine dei quotidiani del gruppo GEDI l'articolo di Enrico Ferro. Flavio Tosi, deputato e coordinatore regionale Veneto di Forza Italia, non fa sconti all'alleato Luca Zaia. Per Tosi, già assessore veneto alla sanità quando militava nella Lega, ormai sono passati molti anni, però
L'impressione è che Zaia butti la palla in tribuna e cerchi di confondere le acque, dice Tosi, parlando d'altro, forse per spostare l'attenzione dai problemi veri, coprirli e non affrontarli. Zaia parla sempre più spesso di flussi migratori, tema sul quale le regioni non hanno competenze dirette, tantomeno strutture per l'accoglienza, mentre non affronta mai il grande tema della sanità e del sociale che dipende proprio da lui. Quando tutto andava bene era merito della regione, ora che ci sono evidenti criticità sarebbe colpa dello Stato. È la regione che deve aiutare RSA e IPAB a calmierare i costi delle rette che sono sempre più alte e ricadono su anziani e famiglie. È la regione, conclude Tosi, che deve risolvere il problema delle liste d'attesa. Insomma, sembra quasi che il coordinatore regionale di Forza Italia, Flavio Tosi, abbia preso in prestito le dichiarazioni di un qualsiasi esponente dell'opposizione in regione, perché queste sulla sanità e sul sociale sono le critiche che quotidianamente la minoranza, composta da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Verdi e altre formazioni politiche, sollevano nei confronti dell'operato della giunta Zaia, dell'amministrazione regionale. Voltiamo pagina, proseguiamo la rassegna stampa di oggi, visto che se ne è parlato, se ne sta parlando in questi giorni, in queste ore. Vediamo di fare un po' di chiarezza sulle questioni che riguardano l'immigrazione. In particolare cerchiamo di farlo con un articolo del Corriere del Veneto, almeno sui numeri che riguardano i migranti, le persone migranti. Leggiamo il titolo del Corriere del Veneto: i regolari sono 493.000, quasi tutti lavorano e contribuiscono per il 12% al PIL regionale. Quindi questa è la dimensione della presenza di persone immigrate nel territorio del Veneto. 10,3% è il peso degli stranieri regolari sulla popolazione, il 55% dei nati all'estero sono rumeni, cinesi, marocchini e albanesi d'origine. Sono i dati contenuti nel report 2022 diffuso dall'Osservatorio regionale sull'immigrazione, che sottolinea un aspetto molto importante da un punto di vista sia demografico ma anche economico, ovvero che le persone di origine straniera stanno calando sia a livello nazionale che in Veneto, con un tasso di diminuzione particolarmente elevato. E scrive ancora il dossier della regione: la capacità della componente straniera della popolazione di compensare il calo degli italiani è andata progressivamente diminuendo fino ad arrivare quest'anno ad un valore negativo che non si registrava dal 2017, ovvero le persone migranti di origine straniera in Veneto non compensano più il calo demografico, e anche questa naturalmente è una notizia. Chiudiamo la rassegna stampa di oggi con un altro, qui siamo al terzo, se non vado errato, scontro tra alleati del governo Meloni all'interno della regione Veneto. Qui siamo di nuovo nell'ambito del dibattito sull'autonomia. È Fratelli d'Italia contro la Lega che nei giorni scorsi ha presentato una risoluzione in Consiglio regionale per chiedere un'accelerazione dell'iter sull'autonomia. Fratelli d'Italia legge il testo e si infuria: noi non siamo stati mai coinvolti. Parla il segretario regionale di Fratelli d'Italia, Luca De Carlo, e attacca il capogruppo della Lega in Consiglio regionale, Alberto Villanova. Dice De Carlo: se siamo alleati lo siamo sempre, presenteremo emendamenti al testo. Questa era la questione che vi avevo anticipato in apertura di questa puntata di Sveglia Veneto. Per oggi le notizie finiscono qui, grazie per aver ascoltato anche oggi la rassegna stampa. Noi torniamo a sentirci domani mattina. Nel frattempo, a tutte e tutti voi una buona giornata.